eravamo arrivati al 1922 con la nomina di Benito Mussolini alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. Avevamo detto che diciamo, la soluzione era stata un po' una specie di colpo di Stato da parte del re, che si era rifiutato di sottoscrivere la richiesta di stato d'assedio che era stata fatta dal precedente Presidente del Consiglio, quindi da Luigi Facta, che appunto voleva inviare l'esercito a fermare i fascisti che si stavano concentrando fuori Roma. Quindi il re aveva quindi idea già di diciamo, aprire le porte a Mussolini e quindi al fascismo. E quindi era stato il re che aveva chiamato a Milano, dove Mussolini diciamo, si era fermato, anche perché non era scontato che il re lo avesse chiamato, quindi se fosse andata male l'operazione lui era pronto a fuggire in Svizzera. Quindi Mussolini va a Roma, ottiene l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi capo del governo, e come abbiamo visto il primo governo che si costituisce è un governo di coalizione, in quanto oltre a Mussolini ci sono solo altri 3 ministri fascisti e diciamo erano chiamati così fascisti moderati, non erano i fascisti squadristi, i RAS principali. Quindi era un governo in cui c'erano anche esponenti di altri partiti, popolari, liberali, indipendenti, anche 2 militari come il generale Armando Diaz, come l'ammiraglio Towner Revel. Quindi diciamo era un governo di coalizione che aveva ottenuto la maggioranza parlamentare proprio perché a favore di questo governo avevano votato non solo i fascisti ma anche praticamente tutti quanti gli altri partiti, ad esclusione del Partito Socialista, del Partito Comunista e di altri esponenti liberali o cattolici che non si riconoscevano in questa soluzione data alla crisi. Infatti, allora, l'avevamo già detto anche l'altra volta, il Parlamento era costituito da 535 deputati e solamente 37 erano i deputati fascisti, quindi i fascisti rappresentavano una minoranza parlamentare. E per quali ragioni di fatto il governo ottiene diciamo, questo ampio consenso? Perché appunto si pensava che la nomina di Mussolini primo ministro avrebbe praticamente inquadrato il fascismo nell'area parlamentare, quindi i fascisti avrebbero emarginato le componenti squadriste, quelle più violente, e sarebbero diventati un partito di destra, conservatore, però diciamo inquadrato in un'ottica, chiamiamola democratica e parlamentare. E quindi siccome uno degli obiettivi di questo ministero era quello di porre fine alle violenze che c'erano nel paese, che erano iniziate già nel 1920, il Parlamento aveva dato al governo anche diciamo, i pieni poteri, quindi e per un anno il governo avrebbe potuto prendere tutta quanta una serie di provvedimenti senza dover passare per l'approvazione del Parlamento. Quindi diciamo si davano ampi poteri. Proprio diciamo, così, con la garanzia in certo qual modo che il fascismo sarebbe rientrato nell'alveo democratico parlamentare. Invece subito, pochi mesi dopo, i primi di gennaio, il governo vara 2 provvedimenti che indicano chiaramente che le intenzioni di Mussolini non erano quelle di rientrare nell'alveo parlamentare, ma erano quelle di andare a costituire un regime diverso. E questi 2 provvedimenti sono, avevamo già parlato anche l'anno scorso,
da un lato la costituzione del Gran Consiglio del fascismo e dall'altro la formazione della milizia volontaria di sicurezza nazionale. Allora, il Gran Consiglio del fascismo cos'era? Era praticamente, riuniva i principali esponenti del partito fascista, quindi faceva parte Mussolini, il segretario nazionale del partito fascista, i ministri e i principali esponenti del partito. Che compiti aveva questo organismo? Oggi, per usare un termine moderno, dovremmo dire che aveva i compiti di dettare l'agenda del governo, cioè era l'organismo che doveva indicare a Mussolini quali erano i provvedimenti che il governo avrebbe dovuto prendere. Naturalmente era un organismo consultivo, in quanto l'ultima parola ce l'aveva poi il Presidente del Consiglio, però diciamo che questo organismo costituito da fascisti aveva questa funzione, cioè quella di decidere quindi quali provvedimenti avrebbe dovuto prendere il governo, scavalcando in questo modo anche il Parlamento stesso. Quindi non so se sono stato chiaro, ma questo organismo, pur non essendo un organismo di nomina parlamentare, aveva il potere di decidere quello che doveva essere fatto in barba al Parlamento, che comunque era espressione del voto popolare. Questo da un lato. Dall'altro viene costituita la milizia. Che cosa si decide? Il Gran Consiglio viene istituito l'11 gennaio del 23, quindi diciamo il governo Mussolini nasce il 31 ottobre, quindi siamo a 2 mesi. Pochi giorni dopo, il 14 gennaio, sempre del 23, viene approvato questo decreto legge che istituisce la milizia. Che cosa succede? Che vengono sciolte le squadre d'azione, quelle che avevano devastato nel periodo precedente 3/4 d'Italia, e viene costituita questa milizia, quindi riconosciuta dallo Stato, che però era formata esclusivamente, era una milizia volontaria, formata esclusivamente da iscritti al partito fascista, quindi altri non potevano fare parte di questa milizia. E di fatto che cosa succede? Che gli squadristi delle vecchie squadre praticamente transitano in questa milizia che viene riconosciuta dallo Stato, quindi ha potere, ha finanziamenti, ha autorità, quindi può intervenire, e di fatto vengono in questo modo, in un certo qual modo, legalizzate le vecchie squadre d'azione che ora diventano milizia. E successivamente, ma lo vedremo magari in seguito, alcuni anni dopo, nel 24, verrà fatto un altro decreto che in pratica inquadrerà questa milizia nelle forze armate. Quindi di fatto la milizia volontaria nel 24 diventerà un corpo militare, e di fatti vedremo che soprattutto gli ufficiali potranno transitare da una parte all'altra, quindi dalla milizia passare all'esercito o dall'esercito passare alla milizia. E quindi diciamo questi due provvedimenti indicano chiaramente che il fascismo aveva anche degli altri obiettivi, soprattutto, che non erano quelli di farsi inquadrare nelle logiche democratiche e parlamentari. Scusate. Ecco, io volevo farvi vedere, ma forse solamente se alcune condividi, vediamo qui alcune cose. Si vede la foto qui, era semplicemente per completare questa parte, si vede appunto Mussolini e il re, e sono i giorni in cui il re nomina Mussolini capo del governo. Questa è una foto che ritrae
una delle riunioni del governo, del primo governo Mussolini, quindi del governo di coalizione, e questa è invece la foto che ritrae una riunione del Gran Consiglio del fascismo. Non siamo nel 22, ma alcuni anni dopo, infatti tutti si presentavano in divisa della milizia. Ecco, interessante è che il Gran Consiglio del fascismo si riuniva a Palazzo Venezia. Palazzo Venezia era diciamo, la sede ufficiale della Presidenza del Consiglio, quindi Mussolini aveva con il Consiglio dei Ministri aveva sede presso il Palazzo Venezia, da cui poi dopo faceva i vari discorsi per i vari raduni di piazza. Quindi questo organismo, che era formato da fascisti, esclusivamente da fascisti, che dettava al governo quello che doveva fare, aveva addirittura sede nella sede ufficiale del governo, quindi a Palazzo Venezia. Ecco, queste sono le milizie. Ovviamente la milizia di volontari sicurezza nazionale era suddivisa in vari corpi, per cui c'erano la milizia di frontiera, quella ferroviaria, quella alpina, insomma c'erano vari tipi di milizia. Ecco, io mi ero dimenticato di dirvi prima, questa milizia prestava giuramento al Presidente del Consiglio, cioè a Mussolini, mentre l'esercito prestava giuramento al re, e quindi questa milizia era tenuta ad obbedire al Presidente del Consiglio dei Ministri, non al re. Questo all'inizio. Poi dopo nel 24, quando verrà inquadrato nell'esercito, allora anche allora la milizia quindi dovrà prestare giuramento al re, quindi obbedire direttamente al re. Eccolo, questo è Italo Balbo che diventa il primo comandante della milizia. Scusate, mi telefonavo. Il primo comandante della milizia era uno degli squadristi più feroci, insomma, il capo dello squadrismo emiliano, diciamo responsabile di diverse aggressioni, fra cui i suoi uomini anche diciamo responsabili dell'uccisione di Don Giovanni Minzoni. Diventerà famoso poi dopo perché diventerà ministro, governatore della Libia, quindi avrà diciamo molti incarichi. Eccolo, si interrompe un attimo. Mi scusi, il Consiglio dei Ministri che peso aveva sul resto del governo? Lui dettava le leggi a Mussolini, diciamo, e il resto degli altri del governo, gli altri ministri, erano soltanto 3 fascisti, gli altri erano degli altri partiti. E allora il ruolo del Consiglio, cioè subivano in maniera passiva tutte le decisioni del Consiglio o no? Avevano un certo margine di discrezionalità o di discussione? Io immagino che abbiano avuto possibilità di discutere, però teniamo conto che Mussolini aveva avuto l'incarico direttamente dal re, quindi su di lui è chiaro che il Presidente del Consiglio, come oggi, insomma, è quello che in un certo qual modo deve tirare un po' le somme, anche decidere, insomma, in forma, non dico autonoma, naturalmente vediamo anche oggi com'è difficile prendere le decisioni, soprattutto, ma ecco, potrebbe essere paragonabile questa situazione, perché anche oggi abbiamo un governo che è espressione di forze politiche molto diverse, no? Quindi il Draghi penso che abbia le sue belle difficoltà a far passare le manovre che lui pensa di dover far passare. Quindi mettiamoci un po' nei panni di quel governo, che ovviamente avranno discusso all'interno del governo. Era chiaro che comunque Mussolini esercitava un potere notevole, no, all'interno, proprio perché il re gli aveva dato quella fiducia che
che doveva servire per far uscire il paese da quel momento critico che era quello delle violenze, dell'instabilità politica che c'era, no? Un po' come oggi, eccolo, dobbiamo uscire dalla pandemia, quindi no, uno degli impegni primi del governo è stato proprio quello, insomma, no? E quindi è chiaro che però quando Mussolini, cioè, facendosi carico delle richieste del Gran Consiglio del Fascismo, portava in Consiglio dei Ministri le decisioni, ovviamente le avrà anche un po' discusse, ma ovviamente poi dopo molto, cioè più veniva approvato. Io dico tra parentesi, il fatto stesso che nel Consiglio dei Ministri venga approvata la Costituzione del Gran Consiglio, che di fatto riduceva l'importanza del Consiglio dei Ministri e si riuniva addirittura nella sala accanto, quindi io penso allora avranno pure capito che si stavano prendendo delle decisioni che avrebbero condizionato il futuro, anche quello della milizia. Sì, viene approvata dal Consiglio dei Ministri, ma è strano che nessuno abbia cominciato a capire che per esempio diciamo, costituire una milizia di partito con un'autorità che poteva avere, perché era stata nominata con un decreto legge, quindi con un decreto del Consiglio dei Ministri, quindi considerando anche che quelli che andranno a far parte della milizia erano quegli stessi che fino a pochi mesi, no, fino al giorno prima, e continueranno poi dopo, perché poi dopo non è che messa assieme la milizia non ci saranno più violenze, anzi dopo ci saranno le violenze istituzionalizzate, nel senso che la milizia avrà l'autorità per intervenire, per sciogliere, che so io, i comizi, per cioè colpire quelli che in quel momento erano, e come vedremo, considerati nemici dello Stato. Quindi io penso che pur discutendo in Consiglio dei Ministri, poi dopo ci sarà stato indubbiamente un compromesso, senz'altro, però diciamo si andava nella direzione voluta da Mussolini, che si faceva forza appunto dalla pressione che arrivava dal Gran Consiglio del Fascismo, che era riconosciuto come un ente pubblico alla fin fine, perché era stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Ecco. Sì, non so se sono stato abbastanza chiaro. Molto chiaro. Allora, per quanto riguarda il nostro territorio, ne avevamo già parlato anche l'anno scorso, la prima decisione che viene presa è quella della ridefinizione dei confini provinciali delle nuove province. E quindi la prima decisione è quella di sopprimere la provincia di Gorizia, cioè in conclusione è questo. Che cosa succede? Se vi ricordate, dopo i trattati di pace, soprattutto dopo quello di Rapallo, il trattato di Rapallo è quello in cui il governo italiano e quello jugoslavo si mettono d'accordo sulla linea di confine. E l'altra volta avevamo visto che il territorio del litorale, che quindi in periodo asburgico si chiamava litorale, che poi dopo noi chiameremo Regione Giulia o Venezia Giulia, viene annesso all'Italia, e di fatto le tre contee che facevano parte di questo territorio, quindi la contea di Gorizia, quella di Trieste e quella dell'Istria, diventano le province di Gorizia, di Trieste e di Pola, perché Pola diventa il capoluogo provinciale. E in pratica diventano come le altre province italiane. E questo avviene nel gennaio del 21, perché il trattato di pace, che viene fatto nel 20, in luglio, mi pare luglio-agosto, entra in funzione a partire dal gennaio del 1921. Per cui fino a quel momento lì, di fatto, non siamo Italia. E di fatti, non so se forse l'avevo anche già detto,
Nel 1919, quindi l'anno successivo alla fine della guerra, in Italia ci sono le prime elezioni politiche del primo dopoguerra, alle quali non possono partecipare i cittadini di queste terre, che pur essendo di fatto non sono ancora entrati ufficialmente a far parte dell'Italia. Per cui qui nel 19 non si vota però nel 21, perché le elezioni sono nel maggio, e quindi dal 1 di gennaio siamo formalmente annessi all'Italia. Che cos'era successo? L'abbiamo visto anche l'altra volta, che diciamo che la provincia di Gorizia rappresentava un po' una provincia ribelle, fra virgolette. Perché? Perché soprattutto nel 21, alle elezioni politiche, noi avevamo eletto 5 deputati, 4 erano deputati espressione della concentrazione slovena, quindi sloveni, e 1 comunista. Quindi in pratica andavano a Roma 5 esponenti, nessuno dei quali era proprio favorevole all'annessione di queste terre all'Italia. Quindi un po' ribelle per questa. Ma diciamo che eravamo ribelle anche perché non solo questi 5 erano stati eletti in questo modo, ma eravamo ribelli anche perché, se vi ricordate, i partiti che esistevano prima della guerra tutti si erano espressi in qualche modo contro l'annessione di queste terre all'Italia. I cattolici proprio erano contrari all'annessione. I socialisti non erano contrari, ma dicevano: costituiamo in questo territorio un territorio autonomo che abbia in seguito la possibilità di potersi aggregare o all'Austria o all'Italia o alla Jugoslavia. Quindi diciamo non erano sostanzialmente favorevoli. Anche gli stessi liberali, che diciamo era il partito, chiamiamolo così, di centrodestra, eccolo, in cui c'erano i nazionalisti, c'erano i liberal nazionali, eccetera, e anche fra questi solo una componente, quella guidata dal podestà di Gorizia, Giorgio Bombik, era decisamente favorevole all'annessione all'Italia. Gli altri, diciamo anche e soprattutto perché il Partito Liberale Nazionale era formato da esponenti legati proprio alla Casa d'Austria, erano nobili locali, i Ritter, tutti quanti questi, quindi non erano favorevoli all'ingresso di queste terre all'Italia. Quindi diciamo dal punto di vista dei partiti nessuno si era espresso a favore dell'annessione all'Italia. Del resto anche quando entrarono le truppe italiane il 24 maggio, ma anche successivamente, non è che ci furono grandi manifestazioni, cioè anche le truppe forse erano preparate ad avere queste grandi manifestazioni di adesione da parte della popolazione, ma consideriamo che in provincia di Gorizia il 60% erano sloveni, quindi diciamo non erano d'accordo all'annessione all'Italia, ma anche nel primo dopoguerra si batteranno affinché queste terre venissero annesse alla Jugoslavia. Ma anche da parte della popolazione italiana non ci fu entusiasmo, no? Quindi magari i militari si aspettavano manifestazioni di gioia, anzi in diversi casi la popolazione davanti all'ingresso delle truppe italiane scappa profuga in Austria, quindi voglio dire non c'era, e quindi bisognava in un certo qual modo rimettere ordine a questa provincia, fra virgolette dico un po' ribelle, che aveva mandato 5 deputati al Parlamento italiano che favorevoli all'annessione non erano, che non aveva dimostrato un grande entusiasmo per l'annessione all'Italia, e che anche avevano manifestato contro le nuove autorità italiane, proprio perché le nuove autorità venivano criticate perché ritenute incapaci di risolvere i grossi problemi che avevano queste terre, quindi la ricostruzione, il lavoro, quindi c'erano state dopo il 18 forti manifestazioni e proteste contro le nuove autorità,
ritenute non all'altezza del compito. E quindi anche il voto del 21 era stato un po' anche un voto di protesta nei confronti delle nuove autorità. Il voto lo si può leggere anche in questo modo. Ebbene, con la guerra l'Italia annette circa 900.000 abitanti, il litorale era abitato da circa 900.000 abitanti, che per oltre la metà, in base al censimento austriaco del 1910, oltre la metà si proclamava di lingua slava, quindi sloveni e croati. C'è da dire che il censimento austriaco non era stato fatto chiedendo la nazionalità delle persone, ma era stato fatto chiedendo la lingua d'uso. Per cui, in base alla lingua d'uso, la maggioranza della popolazione del litorale era formata da popolazioni slave, quindi sloveni e croati. Per darvi alcuni dati, diciamo che gli italiani nel litorale, cioè coloro che avevano avevano sottolineato il fatto che erano di lingua italiana, erano il 40%. Gli sloveni erano il 30%, i croati, quelli che parlavano serbo-croato, il 20%, e vi era circa un 8% venivano chiamati stranieri. Ecco, questi stranieri in buona parte, ecco, riprendiamo un altro concetto fatto l'anno scorso, erano i famosi regnicoli, cioè erano cittadini italiani che erano emigrati dal Regno d'Italia, erano venuti a lavorare in queste terre, soprattutto a Trieste, a Monfalcone, dove c'erano grandi attività economiche. Quindi potevano anche essere italiani, ma quelli, diciamo, venivano considerati come cittadini stranieri in quanto non erano cittadini austriaci, ovviamente. E l'unico territorio in cui la maggioranza era nettamente italiana era, chiamiamolo così, la contea di Trieste, che allora comprendeva praticamente il comune di Trieste. Ecco, solo a Trieste la maggioranza, il 52%, era rappresentata da italiani. Le altre due, la contea di Gorizia in modo particolare, aveva oltre il 60% di popolazione slovena, e anche la provincia di Pola, quindi l'Istria, contava una maggioranza slava, quindi sloveni e croati. Quindi il problema grosso era appunto rappresentato dalla provincia di Gorizia. Quindi dove una buona parte dei mandamenti erano compattamente abitati da popolazione slovena. Se pensate alla vecchia cartina che abbiamo visto l'altra volta, in pratica la parte italiana era la parte pianeggiante della contea, quella che da Gorizia arrivava a Cormons, a Gradisca, a Monfalcone, Aquileia. Questa era la zona italiana. Ma anche nella stessa città di Gorizia diciamo, c'era una forte componente slovena, perché sempre in base ai dati austriaci, Gorizia contava circa nel 1910 25-26.000 abitanti, per cui 15.000 erano italiani e 11.000 erano sloveni. Quindi c'era una maggioranza italiana indubbiamente, però c'era anche una forte presenza slovena. Quindi che cosa si pensa di fare? Il precedente governo di fatto aveva trasformato le 3 contee in province, quindi di fatto, diciamo, non aveva apportato delle modifiche. Però con il nuovo governo Mussolini, in cui prevalente è diciamo, la posizione fascista che si erge in queste terre a difensore dell'italianità di queste terre, che quindi ha come obiettivo, lo vedremo dopo, quello di italianizzare le popolazioni non italiane, ebbene si pensa di
diciamo, rimodellare i confini delle 3 province in modo tale che in ogni provincia ci fosse una maggioranza di lingua italiana. Quindi questa è l'idea che viene portata avanti e viene applicata. E quando, diciamo, a livello di partito fascista, siamo nel 22, dopo la marcia su Roma, praticamente dobbiamo parlare solo del partito fascista perché, come abbiamo visto, gli altri partiti erano di fatti messi nell'impossibilità di poter svolgere qualsiasi attività pubblica. Ebbene, all'interno del movimento del partito fascista, i fascisti triestini e i fascisti udinesi sono perfettamente d'accordo di sopprimere la provincia di Gorizia e suddividerla fra le 2 province. Perché questo? Innanzitutto perché diciamo, i fascisti triestini trovavano un indubbio vantaggio perché alla provincia di c'erano già delle ipotesi ovviamente, no? Alla provincia di Trieste sarebbero andate le zone più ricche della provincia di Gorizia, quindi Monfalcone, Grado, e quindi con indubbi vantaggi economici. E i fascisti udinesi erano anche favorevoli in quanto avrebbero visto la loro provincia, quella volta non c'era la provincia di Pordenone, quindi veniva diciamo, raggiunto l'obiettivo della grande provincia del Friuli, quindi che avrebbe diciamo, unito non solo la bassa friulana, il goriziano, ma anche un territorio molto più ampio. Ovviamente questa ipotesi non andava bene ai fascisti goriziani, perché perdere la provincia significava per la città di Gorizia perdere degli indubbi vantaggi, quindi non essere più sede provinciale, perdere la prefettura e tutti quanti gli altri enti che spettano ad una città capoluogo provinciale. E quindi all'interno del fascio di Gorizia si cominciano a vedere queste posizioni contrarie all'ipotesi di smembramento della provincia. E il 2 di gennaio del 23, quindi siamo 2 mesi dopo la costituzione del governo, Mussolini comunica al fascio di Gorizia l'intenzione di ridefinire i confini e sopprimere la provincia di Gorizia. E naturalmente questo fatto provoca diciamo, la reazione del partito fascista di Gorizia. Però anche qui è interessante notare come non tutti i fascisti erano contrari alla soppressione della provincia, ma si manifesta quello che sarà un contrasto che durerà per l'intero ventennio fra i fascisti delle vecchie province e i fascisti delle nuove province. Cioè praticamente i fascisti delle vecchie province erano i fascisti che erano arrivati immigrati dall'Italia, quindi che erano arrivati a Gorizia ed erano anche, se vi ricordate, la componente più turbolenta del movimento fascista, no? Quelli che avevano dato vita alle squadre d'azione, quelli che si trovarono un po' in contrasto con gli stessi fascisti goriziani che non erano abituati, diciamo, a questo eccesso di violenza a cui le squadre puntavano. Quindi i fascisti delle vecchie province, quelli che arrivavano dall'Italia, erano favorevoli a questa ipotesi, perché appunto era un'ipotesi che in questo modo limitava ulteriormente la possibilità degli sloveni, nel caso di Gorizia, di poter contare. Quindi si pensava che in questo modo intanto non avrebbero avuto, perché in Italia funzionavano ancora le province, quindi non ci sarebbe stato il pericolo che in caso di elezioni la provincia di Gorizia sarebbe stata conquistata da una maggioranza formata dalla popolazione slava. Quindi, oppure anche alle elezioni politiche, diciamo unendo il collegio elettorale di Gorizia con quello di Udine, ovviamente la maggioranza slovena che si trovava in provincia di Gorizia sarebbe diventata una minoranza
in provincia di Udine, dove la popolazione era molto più vasta e grande. Quindi i fascisti delle vecchie province sono favorevoli ad accettare, diciamo, l'ordine di Mussolini di sciogliere la provincia. Invece diciamo, i fascisti delle nuove province, quindi i goriziani, sono contrari, e quindi subito dopo questa informazione che viene data direttamente da Mussolini al fascio di Gorizia, inizia la protesta contro questa ipotesi, per cui i fascisti goriziani sono quelli che promuovono, che costituiscono un comitato contrario alla soppressione, che danno vita in città a manifestazioni, agli scioperi, invitano i bottegai a chiudere le saracinesche, e diciamo, uno dei promotori sarà appunto Giorgio Bombing, che era, come abbiamo visto, l'ex podestà di Gorizia, uno dei principali, se non il principale esponente del Partito Liberal Nazionale, appunto della componente diciamo favorevole all'ingresso all'Unione all'Italia. Infatti anche lui era stato inviato nei campi di internamento dal governo austriaco nei giorni che precedono lo scoppio della guerra. Quindi i fascisti goriziani danno vita a queste proteste in città che durano alcuni giorni, ed è interessante notare che i fascisti delle vecchie province contrastano questa decisione, e in città si registreranno anche degli scontri fisici fra i fascisti goriziani che invitano i bottegai a abbassare le botteghe, a abbassare le saracinesche, e i fascisti delle vecchie province che invece con la forza impongono la riapertura. Quindi ci sono alcuni giorni di forti contrasti, finché diciamo alla fine il comitato di agitazione capisce che non ci sono altre alternative, che la decisione di fatto è già stata presa, e quindi pongono fine alle manifestazioni, e il 18 di gennaio, quindi alcuni giorni dopo la fine di queste manifestazioni, con decreto governativo vengono ridefiniti i confini provinciali. La soluzione, cioè, com'è che andranno a finire le cose? Che siccome i fascisti goriziani si erano rivelati contrari alla decisione, quindi non avevano ubbidito ad un ordine da parte del capo del fascismo, quindi di Mussolini, ecco che Mussolini invia il segretario della Federazione Fascista di Udine, Piero Pisenti, lo invia a Gorizia, scioglie la Federazione Provinciale dei Fasci di Gorizia, Piero Pisenti diventa il commissario del fascio, dell'intera provincia, scioglie tutti quanti i fasci e obbliga coloro che volevano essere fascisti a reiscriversi al partito, avendo in questo modo la possibilità di decidere chi poteva rientrare nel partito e chi non lo poteva fare, quindi diciamo cercando di eliminare tutti i fascisti disubbidienti di Gorizia che avevano contestato la decisione governativa. Quindi viene sciolta la federazione fascista provinciale, il fascio di Gorizia, e allo stesso tempo siamo nel momento in cui si costituisce la milizia. Che cosa succede? Che in provincia le varie squadre, alcuni prima della marcia su Roma, erano state unite in una legione che veniva chiamata Legione Isonzo, che raggruppava tutte le squadre fasciste della provincia. E che cosa succede? Con il nuovo commissario scioglie queste squadre e inquadra nella nuova milizia, che è nata appunto pochi giorni prima, i fascisti che erano iscritti al partito. Quindi
i fascisti goriziani che non volevano iscriversi, perché infatti inizialmente diversi fascisti goriziani non vorranno iscriversi al partito come protesta per la soppressione della provincia, e quindi non poterono entrare nemmeno nella milizia, perché bisognava essere iscritti al partito fascista per entrare nella milizia. E il comandante della legione Isonzo, quindi Italo Eiland, che era quello che aveva comandato la legione Isonzo fino a quel momento, essendo uno di quelli che aveva aderito alle proteste, quindi uno di quelli che era contrario alla soppressione della provincia, viene esautorato dall'incarico e viene nominato comandante della legione Isonzo, che è diventata quindi milizia volontaria di sicurezza nazionale. Viene nominato Enrico Francisci, che era un toscano, anche lui che era immigrato, che poi dopo farà anche carriera nella milizia, e quindi in pratica vengono esautorati tutti quanti coloro che si erano opposti alla decisione ministeriale, e verrà eletto poi dopo segretario della Federazione Provinciale Fascista Rodolfo Caprara, che appunto era uno di quelli che invece era favorevole alla soppressione della provincia. Allora, un attimo, scusate un attimo, volevo farvi vedere solo la mappa che avete già visto, ma comunque per capire com'è che si modifica la situazione. Ecco, non so se la vedete. Ecco, questa era la prima provincia di Gorizia, che si costituisce nel 21, quindi giusto 100 anni fa, no? E comprendeva anche alcuni territori come la zona di Tarvisio, che non faceva parte della contea, e comprendeva anche i distretti di Idria e di Postumia, che non facevano parte della contea. Quindi era una provincia che era più grande della contea precedente. Ebbene, eccolo, questa è la stessa mappa che vi fa vedere come la provincia di Gorizia sia scomparsa. Non so se si notano bene i colori, ma la parte verde diventa la provincia di Udine, quindi Gorizia passa sotto Udine, mentre la parte arancione con Monfalcone, Grado e Postumia entrano a far parte della provincia di Trieste. La parte meridionale viene annessa invece alla provincia di Pola, quindi viene completamente smembrata, e questo è diciamo, la nuova carta geografica al confine orientale. Il Regno d'Italia, il Regno dei Serbi, Croati, Sloveni diventerà Jugoslavia, e quindi si vede che Gorizia non c'è più, ci sono solo 3 province di Udine, Trieste e di Pola. Fiume, vedete, è ancora segnato in verde in quanto Fiume entra in Italia nel 24, quindi qui siamo nel gennaio del 23, e questa situazione rimane tale per 4 anni, perché nel 27, lo vedremo, nel gennaio del 27, verrà ricostituita la provincia di Gorizia. Quindi questa suddivisione provinciale durerà dal 23 al 26, quindi 23, 24, 25, 24 anni. Durerà solamente 4 anni. Poi dopo verrà, e vedremo anche le ragioni per cui verrà nuovamente ricostituita la provincia. Diciamo siamo sempre nel 22, nel gennaio del 23, scusate, e quindi è cambiato nuovamente diciamo, l'assetto confinario al confine orientale, quindi il nostro confine viene chiamato appunto confine mobile, perché cambiano non solo i confini fra gli stati, ma cambiano anche i confini all'interno dello stesso stato, quindi mobile appunto per quello. Sì, io ho una domanda, sai che sono un tormentino. Bisogna precisare che Udine faceva parte del Veneto e che quindi è stata estrapolata dal Veneto
o della Venezia Euganea ed è stata attaccata la Venezia Giulia. È così? Sì, perché ecco, dobbiamo tenere conto che fino a quel momento l'Italia era suddivisa in Stato nazionale, province e comuni, non esistevano le regioni. E quindi Udine praticamente faceva parte della Venezia, insomma, no? Della Venezia Euganea, quindi verrà dopo, diciamo, considerato come Friuli, però in questo momento qui non esisteva una divisione amministrativa regionale in Italia, no? Quindi in Austria sì, se vi ricordate, perché il litorale era una regione che era divisa in 3 province praticamente, no? Che erano le contee di Gorizia, la città di Trieste e il Margraviato d'Istria. Quindi, mentre in Austria c'era la suddivisione Stato, Regione e chiamiamole province, e comuni ovviamente, in Italia non c'era. E appunto mi sono dimenticato di dire che nella legislazione austriaca, in Austria, le autonomie locali, cioè le province soprattutto e i comuni, godevano di un'ampia autonomia, perché la contea di Gorizia era un organo, come tutte le altre contee naturalmente, che poteva legiferare. Quindi poteva fare delle leggi che valevano ovviamente solo, come un po' avviene oggi in regione, no? Le leggi regionali che valgono solo per il territorio, ma aveva la possibilità di fare delle leggi in materie anche importanti, come quella sui tributi, per l'agricoltura, sulla scuola, e quindi era in periodo asburgico, le province, chiamiamole così, avevano una notevole autonomia amministrativa, insomma, rispetto a quello italiane. E quindi noi passiamo di fatto da un sistema che prevede le regioni e le province ad uno che invece non prevede le regioni. E quindi si modifica il rapporto anche in questo senso. E come dicevo prima, quella volta non esisteva neanche la provincia di Pordenone, che appunto nasce negli anni, fine anni 50, primi anni 60, insomma. 67. 67. Ah sì, negli anni 60, 67, sì. Nel 63 la regione, nel 67 provincia di Pordenone. Sì, quindi c'è questo ulteriore passaggio. Ditemi. Perché allora la prossima volta, cominceremo a trattare il tema del fascismo di confine. Perché nelle nostre tra parentesi, io mi sono dimenticato di dire che gli stessi problemi che vedremo che riguardano il nostro territorio riguarderanno anche l'Alto Adige, perché dobbiamo tenere conto che l'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale annette dei territori come quello orientale, in cui maggioranza sono le popolazioni slave, ma anche l'Alto Adige, il Trentino no, ma l'Alto Adige, dove è presente una maggioranza assoluta di popolazione tedesca. Per cui il fascismo di frontiera avrà questo ruolo, quello di italianizzare le popolazioni che italiane non erano. Quindi avrà gli obiettivi che il fascismo aveva a livello nazionale, ma qui in queste nostre terre e anche in Alto Adige si porrà l'obiettivo di italianizzare le popolazioni non italiane, e lo farà, lo vedremo in vari modi, all'inizio con la violenza, poi dopo con le leggi dello Stato, con appunto la prospettiva finale, che era quella di costringere le popolazioni non italiane a abbandonare la propria lingua, la tradizione, la cultura, eccetera, eccetera, per diventare italiane, oppure, come vedremo anche,
ad andarsene da queste terre perché non troveranno spazio, non troveranno lavoro, soprattutto questo riguarderà le classi dirigenti, quindi i maestri, i professionisti, gli avvocati, che per varie ragioni, vedremo, non riusciranno a entrare, a trovare una collocazione nel nuovo Stato. Quindi che comunque fascismo di confine o di frontiera è il termine storico che viene dato al fascismo di queste terre, proprio perché ha queste differenze rispetto al fascismo nazionale.